È un ragazzo speciale, sempre con il sorriso in bocca, buonissimo, non ci sono parole. Noi siamo parenti, ma siamo come voi, non sappiamo ancora niente cosa è successo. Vorrebbero poterlo vedere. C'è anche il papà di Mamour Mbou Pape, 22 anni, il volto rigato dalle lacrime, in questo gruppo di persone dipendenti di un'azienda vicina, fermi davanti ai cancelli della Boldrina Anselmo SRL di Caselle di Selvazzano Dentro. Sono le 8. Il giovane operaio di origine senegalese, dipendente dell'azienda da 2 anni, sta lavorando su un macchinario destinato allo srotolamento e al successivo taglio a cesoia delle lamiere. Il dramma si consuma in pochi minuti. Il giovane, un ragazzo molto laborioso, impegnato sul lavoro ma anche nello studio, si sarebbe accorto della mancanza del liquido lubrificante e avrebbe tentato un rabbocco del fluido, finendo incastrato all'interno del cilindro del macchinario. Un collega lo vede, si precipita ad aiutarlo, tenta di tirarlo fuori, si ferisce la mano destra ma non riesce a fare nulla. Il 22enne resta incastrato e morirà sul colpo. Il collega, affidato alle cure del reparto di ortopedia dell'ospedale di Padova, nell'azienda di via Marconi arrivano i sanitari del SUEM 118, i carabinieri, gli agenti dello Spisal. Il corpo senza vita di Mamour Mbou Pape, che viveva a Padova nel quartiere di Torre, viene portato in ospedale nell'istituto di medicina legale. Per lunghe ore in azienda vengono ascoltati i compagni e continuano i rilievi. Una morte che spegne il sorriso di una giovane vita piena di sogni e di progetti. Un giovane sorridente, vivace e laborioso, così lo descrivono i parenti, che adesso vogliono capire il perché.